restrizioni perché l'influenza ha colpito pesante da tutte le parti e a Pieve, come voi sapete, domenica c'è la sagra della mimosa, quindi bisogna tenersi in forze per la giornata di domenica che è capace di far fuori degli elefanti. Allora, io sono qui e parlo adesso, c'era venuta in mente era questa di tirar fuori un albero. Poi abbiamo discusso e battagliato se chiamarlo fate un selfie con l'albero del cuore che avrebbe altro che marginali. Voglio portare gli aspetti istituzionali, voglio portare il ringraziamento della Proloco per questa iniziativa di memorie e progetti, ed voglio ringraziare la parrocchia di San Michele che ha dato alla Proloco questi spazi, non solo il teatro ma l'intero circolo, e non solo per questa sera ma per tutta la settimana, che per noi è fondamentale. Il comune, la squadra tecnica, il supporto organizzativo e logistico sono cose. Massimo ha fatto per il paesaggio. Allora, io volevo solo parlare un attimino dell'osservatorio del paesaggio, che era una cosa a cui Massimo Guaini teneva tantissimo. Infatti ha fatto vari tentativi per lanciare questa iniziativa. Il primo è stato fatto con la Fondazione Massone di Recco e purtroppo non ha avuto seguito, anche perché la Fondazione... le persone. È un film molto bello, è un film visionario e consiglio di quelli che fa la cattiva, insomma proprio un film da vedere. Ovviamente la ragazza non si è mai fatto un selfie, come si vede benissimo, le braccia attaccato da me in un pessimo PowerPoint. Quindi le foto, io ho cercato di mettere dei commenti che siano... Perché ho messo insieme questa che sarebbe noiosissima, ma non è facile che un'istituzione all'università duri 15 anni e in questo caso è un successo. La scuola esiste ancora e gli hanno dedicato questo libro. Ne ho portato 2 o 3 copie che ho trovato sparse in dipartimento. Mi dispiace dire questa cosa un po' triste, ma insomma il dipartimento è un posto, dico una cosa ovvia, è deserto. Quindi si può trovare della roba nel corridoio. Allora ho abbandonato, ho trovato qualche copia del libro se qualcuno è interessato. Il libro era un omaggio a Massimo e quello che vediamo qui sono delle immagini di un giorno di festa, nel senso che il giorno, se vai avanti il libro è quello, il 18 luglio del 12 si è fatta una piccola festa, il dottorato in geografia storica, si chiama il dottorato in geografia storica per la valorizzazione del patrimonio storico ambientale. In quella giornata gli ha presentato il libro ed è molto triste ma anche divertente vedere la reazione di Massimo, che per del tutto caso fortuito è rimasta registrata in 4 minuti di una... Quindi risentiremo Massimo come reagisce alla presentazione di questo volume. Ecco, è una festa, una piccola festa di saluto al nostro collega e amico. Il libro gli viene offerto, se vuoi andare avanti, è una cosa rapida. Qui si vedono alcuni dei nostri monitoraggio, alcuni dei dottorandi che stanno preparando la festa per Massimo, la prossima. Ecco, qui sono il professor Montanari, il geobotanico, che hanno lavorato in parallelo. Non stiamo facendo un'operazione grave, se la prossima si vede c'è un problema di formaggi, di cose che con Guaini si chiudiva sempre un po' sulla buona tavola. I produiti del terroir non mancavano mai e sono stati uno degli oggetti scientifici del suo lavoro. Perché adesso dirò una cosa, anzi lo stesso Massimo mi invita, alcuni dei docenti rapidissimi, soltanto per far vedere un momento di festa, per arrivare al momento quando Massimo reagirà alla festa, insomma, colleghi, amici, geografi. Ecco, forse potrei sottolineare questo aspetto che è molto importante. Il dottorato, abbiamo oggi è un corso, anzi non esiste più neanche come corso, ma insomma questo gruppo di lavoro, chiamiamolo così, non è costituito da geografi, cioè è costituito da pochi geografi, pochi archeologi, storici e naturalisti. E un gruppo di questo genere non esiste in nessuna università italiana, in cui si immagini di una festa e come si vede Massimo era molto contento. Qui sta firmando le copie per quelli che l'hanno voluta, eccetera. Ecco, vedete che per Massimo era così. Si è lasciato mascherare, è stato laureato dai suoi discepoli che hanno deciso che lui era l'unico laureato
e della situazione. La prossima, il banco che è laureato. sì, beh, è all'oro, quindi non è vigna. Era molto contenta, insomma lo ricordo come quando ho trovato questo diapositivo ho pensato forse avrebbe fatto piacere a tutti di rivederlo in una fase. La prossima, ecco qui prova a fare, questo è un brevissimo Massimo che dice delle cose estremamente interessanti. Era una sorpresa, ha avuto il libro lì e qui dice la sua reazione di fronte al libro. Guarda un po' si parte, non siamo sicuri che forse sì. Può darsi che là, no, non è partito. Allora, se mai dopo vi faccio sentire questi 4 minuti lo proviamo fuori questa è la situazione che lascia Massimo, cioè no, è il grigio che resta oggi in questo dipartimento, dove però, ecco, un armadio come questo a una persona che ha lavorato con Massimo, come me, ha lavorato con Massimo per più di 30 anni, in continuazione, sì, dice molto, perché se questa foto l'ho vista stamattina, ero lì davanti, in una delle stanze in cui abbiamo lavorato in questi anni, e questi fogli ormai lievi, perché ci sono 30 contributi, e in fondo dice, non pensavo, in fondo io ho dedicato meno tempo alla didattica che non alla ricerca, e questo un po' mi dispiace. Poi parla della sua ricerca e si rende conto che per non intendere in metafore che consentono. L'altro, il linguaggio non metaforico, non consente così una semplice sommatoria di fonti. Il mitico Don Sandro di Cassego, che appunto immagino che voi conoscerete o di persona o per sentito dire oppure non conoscerete, comunque era uno degli agenti principali e giustamente, perché poi il libro è molto ricco di insegnamenti, di conoscenze del terreno, che era quello che stava qua a Castelletto, che è uno dei suoi noti allievi, un appello per una Liguria vivente che lui aveva offerto agli amministratori durante le elezioni amministrative del 2007, e in cui appunto esortiva con delle considerazioni apparentemente catastrofiche, ma poi offriva il suo contributo. Trovo la pagina 39 di questa cosa: la Liguria presenta ancora, ma fino a quando, un grande patrimonio territoriale e paesistico che costituisce la sua più grande risorsa, tanto più preziosa quanto più dimenticata, tanto più ricca quanto più ci allontaniamo dalla costa e dai progetti senza futuro di quanti rincorrono una crescita di cui non esistono più le condizioni geografiche, a cominciare dal suolo, dallo spazio, risorsa notoriamente scarsa sulla costa. E qui procedeva con delle proposte, con delle indicazioni, con un'offerta generosa agli amministratori, ai politici, di proposte e idee che dispensava con molta generosità. Non era ricambiato sempre da attenzione. Ha viaggiato in Italia e è venuto anche tra Liguria e Toscana, e che poi ha scritto queste immagini o impressioni di viaggio, dove c'è anche un accenno all'Appennino. Anche la natura, e questo è uno scritto di Massimo che cita Heine naturalmente, anche la natura, racconta Heine, ha una sua storia che è ben diversa dalla storia naturale che ci viene insegnata a scuola. Basterebbe nominare professore straordinario presso una delle nostre università, una qualsiasi di quelle lucertole grigie che da secoli vivono nelle crepe dell'Appennino, e così si verrebbero a sapere le cose più straordinarie. La metafora della lucertola, che i greci consideravano animale sacro ad Apollo e dotato di facoltà profetiche, scrive ad Heine per sottolineare che il nuovo sapere ha bisogno soprattutto di aderire al terreno nelle sue minime asperità, nei suoi più minimi dettagli e connotazioni. Il messaggio finale che Heine ci consegna come frutto delle sue peregrinazioni liguri-toscane, nella apparente enigmaticità delle parole del lucertolone, tutta questa ricca che colgo con piacere, perché tra amici, tra l'altro, colleghi, insomma, è bello. Dell'urbanistica funzionalista
io non sono assolutamente d'accordo nella storia di questo, basterebbe ricordare il piano di Amsterdam. Io vi dico solo i titoli di questi interventi, perché secondo me sono, toccano tutti i temi che voi avete trattato, perché credo che l'obiettivo sia quello di capire la complessità e la ricchezza del pensiero di Massimo. Io ho avuto molti rapporti con Massimo, ma ha presentato anche un libro, però abbiamo discusso termini di identità, cioè gli storici possano ricostruire. Quel comune di Genova ha deciso di costruire una strada che avrebbe tagliato a metà l'istituto, peraltro una strada che in realtà non serviva agli abitanti come loro stessi poi ci fecero presente, dandoci anche un po' di forza nel reagire. E in seguito a questo episodio, una mattina del luglio del 14 luglio del 2009, noi trovavamo, insieme alla solidarietà e al sostegno al preside e ai ragazzi dell'Istituto Agrario Marsano di Sant'Ilario per il grave gesto intimidatorio che hanno subito, vorrei indirizzare il nostro sindaco una riflessione su ciò che si dovrebbe aspettare da un'amministrazione sensibile alle ragioni della legalità, non meno che della coesione sociale della comunità e delle prospettive future di un territorio che rischia di distruggere le più preziose risorse del suo patrimonio paesaggistico e territoriale. Sono, per cominciare, 3 semplici domande. La prima: non dovrebbe il sindaco dichiarare sull'area contestata un vincolo agricolo assoluto qualora si accertasse che il taglio delle piante è da mettere in relazione, come affermano i docenti, con la discussa progettazione della nuova strada che proprio attraverso il frutteto scuola dovrebbe passare? Così come succede nel caso dei terreni percorsi dal fuoco, che solo per questo non possono più essere dichiarati edificabili. Seconda domanda: non ritiene il sindaco che la Riviera Genovese abbia già pagato un tributo troppo grande alla speculazione edilizia e alla mobilità veicolare, sacrificando i suoi paesaggi rurali e il patrimonio vegetale più prezioso, conservato, come in questo caso, da un istituto agrario di grande tradizione, per garantirci il mantenimento della biodiversità e la cura del paesaggio, ai quali, oltretutto, siamo obbligati dalle convenzioni europee? Faccia, per favore, la signora Sindaco, un giro in macchina per le strade di Nervi e del Golfo Paradiso, per constatare quanti sventramenti la sua amministrazione ha approvato o tollerato per creare box e posti macchina che non saranno mai sufficienti per risolvere i problemi della mobilità in queste zone. Terza domanda: è mai possibile che sul territorio genovese, quando si deve sacrificare qualcosa per far posto a strade ed edilizia, speculative e non, si devono sempre sacrificare l'agricoltura e i paesaggi che ancora hanno la funzione di preservare la qualità del nostro ambiente di vita e le possibilità di un futuro non omologato dalle produzioni standardizzate dell'agroindustria? Il lavoro che il Marsano stava facendo nel suo caposcuola di conservazione di varietà locali era ed è un lavoro non meno importante per la comunità genovese e ligure di quello che si svolge nei suoi parchi affacciati sul mare, Roseto, e non meno dignitoso in prospettiva di quello che si svolgerà nel futuro parco tecnologico di Erzelli. Mi auguro che il sindaco e i suoi tecnici trovino possibilità meno distruttive della strada contestata per soddisfare i bisogni legittimi della popolazione locale.